Benvenuti al Circolo Sport City. Oggi è giovedì 11 dicembre 2014, siamo qui per l'11ª giornata di questa Serie A di Lega Calcio 8. Oggi di fronte alla Roma Calcio 8 contro il Mister Jeff di Andrea D'Innocenzo, che alza lo sguardo. Il tacco impreciso di Rossi, può ripartire adesso Maschietti, che ha la palla sul destro, serve Feola, dentro Feola, in qualche modo scarsella. Qui è un miracolo del portiere del Mister Jeff. Maschietti che scivola sul fondo, salta un uomo, Maschietti, la palla dentro, Feola di tacco, salvataggio sulla porta rispetto alla sua posizione. Tanto di vasta, sbaglia qualcosa su Marazzina. Parisi è da solo il portiere, Parisi, la traversa del Mister Jeff, grande occasione, la migliore della partita. Proprio ressivo, chissà se Mister Ricci avrebbe detto qualcosa. Intanto Parisi ci prova la distanza, impreciso Coletti, e c'è il vantaggio del Mister Jeff con Marazzina che ci prova in qualche modo. Si è servita evidentemente la sveglia di Mister Ricci, il Mister Jeff è già in vantaggio. Era stata nelle zone alte della classifica. Intanto dentro, subito il pareggio, lo firma Paoli direttamente sugli sviluppi. Questo calcio d'angolo battuto bene e teso dentro da Sestili. Paoli la pareggia per la Roma Calcio 8. L'assist direttamente da calcio d'angolo del capitano di giornata Mirko Sestili. Tanto dentro, buona l'azione ancora di Marazzina. Parisi all'altra parte, Parisi, si sta accendendo la partita. Un gran gol di Parisi suggerito da Marazzina. Si sono scambiati i favori. Intanto però il numero 10 è riportato in vantaggio il Mister Jeff. Ancora Tonetto, la palla dentro per Rossi che si gira, firma il 3-1 proprio allo scadere. Il numero 4 servito da Tonetto, un sinistro in diagonale, Goletti non poteva nulla, 3-1 Mister Jeff. Va Seferi, salta Tonetto, poi mette dietro per Sessili che di prima pesca dentro, guadagno Seferi, il pareggio della Roma, il 2-3 della Roma, scusate, accorcia le distanze. Klaus Seferi con il numero 11 si è inserito in area, con il sinistro l'ha messa alle spalle di Scarsella. Parte col destro il numero 10, sfiora il palo, gran punizione di Parisi. Si vedono anche le squadre della prossima gara di questa Lega Calcio 8, ma c'è Restivo al limite dell'area di rigore, la palla e il 4-1, ancora il 4-2 ancora di Rossi che allunga ancora le distanze, più 2 del Mister Jeff sulla Roma Calcio 8. Allora Pettinari, il filtrante dentro, bello per Feola, poi Scarsella combina un pasticcio, subisce il gol del 3-4, sarà un finale infuocato negli ultimi 5 minuti qui allo Sport City. Sul tocco Seferi può partire a spazio, la sua velocità può fare la differenza, va sul fondo Seferi col sinistro, spara addosso a Scarsella ma recupera posizione e pallone, poi vede dall'altra parte Giannini, ancora qualcuno con la mano, l'arbitro però non vede, non fischia niente, comanda solo un calcio d'angolo. Ancora da Giancarlo Daniele, anticipato ora il suo passaggio da Tonetto e su questo anticipo finisce la partita 4-3 per il Mister Jeff che porta a casa i primi 3 punti di questo campionato, sale a quota 4, prima vittoria per i giocatori di Ricci. Non si può entrare in campo così e perdere le partite contro delle squadre che hanno sempre giocato ad alti livelli questa competizione. Sapevamo che il Mister Jeff aveva fatto bene nelle ultime partite, anche se aveva ottenuto pochi punti, era un punto soltanto, però avevamo visto che non aveva mai mollato. Entrare in campo e fare queste figure che sicuramente non fanno bene se si vuole fare gruppo, non è una cosa positiva. Posso dire tranquillamente che comunque la partita, come anche le altre partite, l'avevamo fatte noi. Purtroppo subiamo tanti gol, come vedete poi andiamo in sofferenza sugli ultimi 10 minuti, ovviamente è una partita che stavamo vincendo, quindi è stata anche un po' di tensione, un po' di preoccupazione diciamo, di dover pareggiare anche questa partita. Però devo fare veramente dei complimenti a tutti quanti perché sono messi tutti quanti veramente a disposizione.